Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei parlare di una realtà molto bella della nostra fede, cioè della comunione dei santi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che con questa espressione si intendono due realtà: la comunione alle cose sante e la comunione tra le persone sante. Mi soffermo sul secondo significato. Si tratta di una verità tra le più consolanti della nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli, ma esiste una comunione di vita tra tutti coloro che appartengono a Cristo. Una comunione che nasce dalla fede. Infatti, il termine santi si riferisce a coloro che credono nel Signore Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa mediante il battesimo. Per questo i primi cristiani erano chiamati anche i santi. Il Vangelo di Giovanni attesta che prima della sua passione Gesù pregò il Padre per la comunione tra i discepoli con queste parole: perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anche essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. La Chiesa, nella sua verità più profonda, è comunione con Dio, familiarità con Dio, comunione di amore con Cristo e con il Padre nello Spirito Santo, che si prolunga in una comunione fraterna. Questa relazione tra Gesù e il Padre è la matrice del legame tra noi cristiani. Se siamo intimamente inseriti in questa matrice, in questa fornace ardente d'amore, allora possiamo diventare veramente un cuore solo e un'anima sola tra di noi, perché l'amore di Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiudizi, le nostre divisioni interiori e esterne. L'amore di Dio brucia anche i nostri peccati. Se c'è questo radicamento nella sorgente dell'amore, che è Dio, allora si verifica anche il movimento reciproco, dai fratelli a Dio, l'esperienza della comunione fraterna mi conduce alla comunione con Dio. Essere uniti fra noi ci conduce a essere uniti con Dio, a questo legame con Dio che è il nostro Padre. La nostra fede ha bisogno del sostegno degli altri, specialmente nei momenti difficili. E se noi siamo uniti, la fede viene forte. Quanto è bello sostenerci gli uni agli altri nell'avventura meravigliosa della fede. Dico questo perché la tendenza a chiudersi nel privato ha influenzato anche l'ambito religioso, così che molte volte si fa fatica a chiedere l'aiuto spirituale di quanti condividono con noi l'esperienza cristiana. Ma chi di noi, tutti, chi di noi non ha sperimentato insicurezze, smarrimenti e perfino dubbi nel cammino della fede? Tutti abbiamo sperimentato questo, anche io, tutti. È parte del cammino della fede, è parte della nostra vita. Tutto ciò non deve stupirci,
perché siamo esseri umani, segnati da fragilità e limiti. Tutti siamo fragili, tutti abbiamo limiti. Non spaventarsi, tutti ne abbiamo. Tuttavia, in questi momenti difficoltosi è necessario confidare nell'aiuto di Dio mediante la preghiera filiale e al tempo stesso è importante trovare il coraggio e l'umiltà di aprirsi agli altri per chiedere aiuto, per chiedere una mano, dammi una mano, ho questo problema. Quante volte l'abbiamo fatto? E poi siamo riusciti a uscire del problema e incontrare Dio un'altra volta. In questa comunione vuol dire comune unione, tutti uniti, comune unione. In questa comunione siamo una grande famiglia, tutti noi, dove tutti i componenti si aiutano e si sostengono fra loro. E veniamo a un altro aspetto. La comunione dei santi va al di là della vita terrena, va oltre la morte e dura per sempre. Questa unione fra noi va al di là e continua nell'altra vita. È una unione spirituale che nasce dal battesimo, non viene spezzata dalla morte, ma grazie a che Cristo è risorto, è destinata a trovare la sua pienezza nella vita eterna. C'è un legame profondo e indissolubile tra quanti sono ancora pellegrini in questo mondo, fra noi, e coloro che hanno varcato la soglia della morte per entrare nell'eternità. Tutti i battezzati qua giù sulla terra, le anime del purgatorio e tutti i beati che sono già in paradiso formano una sola grande famiglia. Questa comunione tra terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera di intercessione. Cari amici, abbiamo questa bellezza, la memoria della fede. È una realtà nostra tutti, che ci fa fratelli, che ci accompagniamo nel cammino della vita e ci troveremo un'altra volta lassù in cielo. Andiamo questo cammino con fiducia, con gioia. Un cristiano deve essere gioioso, con la gioia di avere tanti fratelli battezzati che camminano con noi e anche con l'aiuto dei fratelli e delle sorelle che fanno questa strada per andare al cielo e anche con l'aiuto dei fratelli e sorelle che sono in cielo e pregano Gesù per noi. Avanti per questa strada e con gioia.